Siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. La settimana in questione è passata, così quella dopo e quella dopo ancora. Da Roma nessun segnale. E Patrizio Miatello, voce ormai storica dei risparmiatori rovinati dal crack delle popolari venete, torna a incalzare una politica che finora non ha mantenuto la parola data. Probabilmente il vice premier Di Maio ha parlato in maniera forse un po' azzardata, perché questo fondo ha dei grossi problemi, lo vediamo perché non viene attuato, le promesse fatte purtroppo non sono state mantenute. Ci auguriamo che ci sia la volontà politica di rimediare immediatamente, però ricordo che io ieri sono andato a Roma e non abbiamo ottenuto risposte, quindi sembra che questo governo stia brancolando nel buio. All'incontro in Consiglio regionale con le associazioni di risparmiatori oggi non erano presenti i consiglieri della Lega né del Movimento 5 Stelle. Questo appello è al governo, questo appello è al ministro Tria, al sottosegretario Villarosa, al sottosegretario Bitonci. Troviamoci, verifichiamo le problematiche, se ci sono problematiche risolvetele, ma fatelo subito. Appello raccolto dai consiglieri di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno presentato una mozione per sollecitare il governo a dar seguito agli impegni presi. Vogliamo che coloro che si sono assunti questi impegni li possano onorare, iniziando dal governo che sta emanando provvedimenti che non sono in linea con le aspettative dei risparmiatori e delle imprese che adesso sono chiamate a rientrare dalle esposizioni bancarie che corrono il rischio di fallire. Stiamo parlando di decine di migliaia di imprese, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista occupazionale.